Dopo la parentesi con Le notti senza memoria, il mio romanzo più intimistico, il romanzo onirico, torno alla mia vocazione, torno al romanzo civile, anzi al saggio romanzato civile, con questo libro che si intitola L'ultima estate di un uomo per bene, edito da Zolfo Editore, ed è uno dei libri che più di tutti mi ha emotivamente coinvolto, perché è il libro più doloroso che mi sia capitato di scrivere. Perché? Innanzitutto perché è una storia vera, è una storia drammaticamente vera, una storia che io conoscevo, perché quando facevo il cronista ad Agrigento ero andato quel 18 luglio del 1990 in via Gela a San Leone e mi sono ritrovato di fronte all'ennesimo morto ammazzato di quella feroce guerra di mafia, ma non era un morto ammazzato qualsiasi, non era un sicario, non era un malacarne, non era un mafioso, era un uomo per bene, era un professionista, un direttore di banca, Giuseppe Tranga. La famiglia di Giuseppe, la moglie Mariella, i figli Gero e Ilaria, mi hanno aperto il loro cuore, mi hanno aperto i loro segreti e sono così riuscito a ricostruire la vita intima di Giuseppe Tranga e della sua meravigliosa famiglia e l'aspetto giudiziario che è seguito alla sua barbara uccisione. Ucciso a 49 anni per non essersi piegato alla mafia e deriso e infangato da morto con un'accusa infamante, quella della pedofilia. Per 30 anni la famiglia si è battuta per veder riconosciuta la integrità morale di quest'uomo. Qui riconosceremo anche l'ottusità dello Stato, la farraginosità della burocrazia e della giustizia italiana. Penso di avergli dato risalto alla memoria di quest'uomo che tutti, chiunque lo conoscerà anche attraverso questo libro, non potranno che apprezzare e inchinarsi alla sua rettitudine. L'ultima estate di un uomo per bene, Zolfo Editore.